È possibile che sintomi persistenti siano creati da una personalità molto particolare di quella persona. Questo l'ho visto più e più volte nel mio lavoro, nella mia vita, che ci sono delle personalità particolari con queste caratteristiche che ti sto per dire dietro la lavagna, che creano e perpetuano il dolore, che creano e perpetuano i sintomi. Qua non stiamo parlando semplicemente di ansia, stiamo parlando di quello che ci sta dietro all'ansia. Probabilmente se stai guardando questo video soffri dolori persistenti, sintomi persistenti, e vuoi capire se come sei fatto, come sei fatta, potrebbe influenzare. Vado a risparmiarti magari 15-20 minuti di video dicendoti di sì, e se capisci questa connessione, capisci come sei fatta tu all'interno, capisci che puoi modificarla attraverso la consapevolezza e attraverso ovviamente degli esercizi pratici che non vedrai in questo video, ma che sono l'ultima ruota del carro. All'inizio dovrai capire queste connessioni, come sei arrivata a questa personalità e come puoi modificare le reazioni ai sintomi che questa personalità crea o si è creata. Non possiamo eliminare lo stress totalmente nella nostra vita, un po' di stress addirittura fa bene, soprattutto in ambito sportivo o se devi raggiungere degli obiettivi alti per darti un po' di sprono, ma la reazione allo stress è tutto quello che ci serve adesso. La nostra reazione è una reazione diversa da tutto quello che è successo fino ad oggi per te. Ti prometto che se reagisci in modo diverso ai sintomi, capendo da dove arrivano i suoi meccanismi, puoi risolvere totalmente una sintomatologia di dolori persistenti, in particolare questi qua che ti sto per dire. Nel link in descrizione, prima che mi dimentico, trovi lo studio che sto per dirti e trovi anche un'autovalutazione che ti consiglio e ti invito a fare oggi stesso, se non l'hai già fatto, nel capire se i tuoi sintomi sono di natura nociplastica, ovvero collegati a un sistema nervoso ipersensibile e non a una problematica strutturale. Molti di voi penseranno il mio problema è la scoliosi, il mio problema è l'ernia. Non è assolutamente vero nella stragrande maggioranza dei casi di sintomi persistenti. Non è il corpo il problema, è l'interno, è l'intelligenza. E qui parliamo appunto di quella intelligenza, di quella personalità. Ok? Quindi vai a vederti i link in descrizione perché trovi del materiale molto molto prezioso. Quindi, sintomi persistenti e personalità. Questo è uno studio del 2015 australiano. Hanno messo in confronto 37 donne con dolore orofacciale, in particolare trigemino, quindi questa parte qui che può essere dolore di cefalea, dolore nella parte facciale, dolore alla mandibola, dolore alla cervicale. Questi sono solitamente i dolori che se vediamo con una problematica al trigenimo. Ora, ti fermo subito perché probabilmente qualcuno ti ha detto che bisogna fare degli esercizi particolari al trigemino per risolvere questa problematica. No, perché non stiamo parlando di una problematica di breve termine, di 3 mesi, stiamo parlando di problematiche acute di tanti mesi se non anni, ok? Quindi lavorare semplicemente sul corpo non è la soluzione. Quindi hanno fatto il confronto con altre 37 donne sane, hanno messo in comparazione le personalità su queste 37 e lì hanno visto che queste 37 donne qua, quelle diciamo con dolori e sintomi, avevano una personalità nettamente differente dalle altre, che ci sta, ma guarda caso tutte queste 37 donne erano simili. E qua ti sto per dire praticamente la tua personalità. Nota se queste cose che ti dico sono inerenti alla tua personalità, perché solo tu ti conosci, tu ti puoi conoscere meglio di ogni persona, no? Quindi a questo punto andiamo su una per una. Personalità, evitamento del danno, ok? La chiamano così, una personalità di evitamento del danno. È una personalità insicura, una persona insicura,
apprensiva, nervosa, timida, quindi hai difficoltà molte volte a chiedere dei favori, a chiedere qualsiasi cosa perché hai paura che vieni ridicolizzato, magari ti trovi ad avere una personalità in cui si sente un po' fuori dal box, fuori, out of the box si dice in inglese, no? Non ti senti nel gregge, ecco. Però questo ti rende più vulnerabile, quindi magari timida, titubante, negativa e pessimistica. Ora, questa prima parte, ovviamente, è la stessa parte che va a accomunarsi poi anche qui nel cluster C, questa personalità che chiamano cluster C, personalità di tipo C. Non mi dire perché si chiama così, perché non lo so, ma adesso ti dico cosa vuol dire cluster C. Ma andiamo, prima di andare qui, vediamo come queste caratteristiche di nervoso, timida, titubante, negativa, apprensiva, insicura, ovviamente arrivano molto probabilmente dal nostro passato, da quando eravamo piccoli. Ci sono differenti dinamiche per ognuno di noi che potremmo analizzare che ci hanno portato qua, magari il rapporto con i nostri genitori principalmente, o degli eventi che sono successi in adolescenza o anche prima. Quindi tutto questo ovviamente porta ad ansia, perché quando siamo costantemente nervosi, costantemente titubanti, costantemente negativi o insicuri, questo porta ansia, potrebbe portare anche depressione. Questa depressione la vediamo in correlazione col dolore molte volte, ma potrebbe non essere una depressione a livello clinico, ok? Quindi stiamo parlando semplicemente magari di umore depresso, ma non è necessario magari un intervento farmacologico. Questa ansia, questa depressione va ad anticipare il dolore. Anticipando quindi il dolore si va in ruminazione, cioè il costante pensare che c'è qualcosa che non va dentro di noi o al di fuori di noi. Dimmi se questa cosa ti rappresenta, il costante pensare guarda che c'è questa cosa che potrebbe essere successa, se non faccio questo succede questo, una costante previsione negativa è questa alla fine ansia. E questo porta a un sistema in allerta, la tua allerta interna inconscia. Questo porta a un ciclo quindi di dolore e tensione costante. Quindi non parliamo di fisico, non parliamo di scoliosi, non parliamo di ernie, non parliamo di altro, non parliamo di allineamenti, stiamo parlando quindi di qualcosa di ancora più potente, ancora più interno. L'altra parte, il cluster C, qua ti sorprenderà perché immagino che questo sia perfettamente quello che ti rappresenta. Quindi il forte bisogno di relazioni intime, il timore del rifiuto e della disapprovazione. Questo porta quindi a un evitamento delle attività sociali e della solitudine. Probabilmente non solo per il dolore hai iniziato a evitare le attività sociali, magari qualcosa che c'era prima, esempio il forte bisogno di relazioni intime, ok? È il timore del rifiuto o la disapprovazione. Qua parliamo di bassa autostima, molto probabilmente, non essere sicuro delle proprie capacità. Che questo porta a fare un over delivery. Molte volte quando sei in bassa autostima cerchi di dare sempre di più, sempre di più, sempre di più, magari al lavoro, e questo fa sì che le persone dall'altra parte se ne approfittano, dando sempre di più, perché tanto tu non vai a dire niente, perché sei una persona timida, titubante e magari negativa e pessimista, perché potresti dire se io vado a dire questa cosa dovrei poi confrontarmi con quella persona e non voglio creare conflitto. Quindi ora scusate se sentite l'ambulanza, in questo momento c'è l'ambulanza fuori che dà fastidio. Quindi
Andiamo sull'ultima parte, il bisogno eccessivo di ordine, perfezionismo. Questa è un'altra caratteristica del cluster C di queste 37 donne che soffrivano di dolore orofacciale o al trigemino. Tu dirai, ah ma è solo il trigemino, allora com'è possibile che questo sia creato solo dal trigemino? No, prima si crea la personalità, poi si crea il dolore. E questo potremmo vederlo non solo nel dolore di questo tipo, ma al mal di schiena, alla cervicalgia, a tante cose. Questo porta quindi rigidità e controllo e poco senso di adattamento. La rigidità non è solo una rigidità a livello corporeo, perché c'è della tensione, vuoi o non vuoi, probabilmente a livello della cervicale, molte volte dei trapezi, una problematica quindi di costante apprensione della propria situazione o della situazione degli altri. Questo ci porta a un ciclo di dolore, ansia, che ovviamente è diventato perpetuante per diversi mesi e anni. Uscendo da questo ciclo, per uscire da questo ciclo bisogna uscire dalla reazione che abbiamo interna degli eventi, gli eventi interni dei nostri pensieri e gli eventi esterni, quindi di come le persone poi si rapportano con noi. La cosa più importante che tu hai è il controllo dei tuoi pensieri e puoi iniziare a pensare in modo diverso. Iniziando a pensare in modo diverso, il tuo corpo reagisce in modo diverso. Quindi è vero che ti può servire un massaggio, è vero che ti possono servire dei farmaci inizialmente, magari per darti un tamponamento, perché è giusto magari non soffrire così tanto, no? Ma è anche giusto fare qualcosa dall'altra parte. Quindi smettila o smettiamola di essere vittime di una condizione fisica, perché può guarire questa condizione fisica se andiamo a capire i meccanismi interni che ci stanno dietro. Tu adesso potrai dirmi, ah ma io so questi meccanismi interni, ci ho lavorato tantissimo col mio psicologo. Non è lo psicologo che deve lavorare su di te, e sei tu che devi lavorare all'interno con, prima di tutto, consapevolezza, parlandoti dentro, dicendoti io sono sicuro. Ci sono delle tecniche specifiche per la ruminazione, ok? Esempio, la scrittura espressiva. Esempio, la psicoterapia, quella di BVRT che noi offriamo nel nostro percorso. Una psicoterapia magari legata ai traumi emotivi, perché questa personalità si è creata per un passato e tu stai praticamente vivendo nel passato costantemente. Oggi hai il risultato di un passato che è sempre in moto e tu penserai ma io voglio cambiare, voglio andare nel futuro, voglio crearmi il mio futuro. Non puoi crearti il tuo futuro se costantemente pensi che il problema è nel corpo. Questo è il primo step. Smettiamola di dare le scuse al corpo, smettiamola di dare le scuse che sei rigido e quindi non ti puoi muovere, che probabilmente ti crea vittimizzazione di te stessa, dicendo, ma se io ho dolore non posso fare certe cose. Ma prima di tutto hai magari ripensato nuovamente negativo e pessimistico, che tu non sei bravo o brava a fare certe cose, non puoi permettertelo, non hai le capacità, sei titubante che probabilmente qualsiasi terapista che tu vai a vedere in futuro non ti risolverà il problema. E qui un altro problema, pensi che i terapisti o le terapie risolvono il tuo problema, invece di dire sono io che attraverso la terapia risolvo il mio problema. Quindi non timida, questa parte qui timida vorrei andarla a collegare a una mia paziente o cliente che recentemente seguo, mi diceva che aveva difficoltà a chiedere ai membri della famiglia di darle una mano magari con la spesa, magari con lo stirare, lavare, perché non vuole costantemente chiedere un aiuto, perché sa che magari deve costantemente poi richiederlo. Vorrebbe che le persone al di fuori vedessero la sua condizione e gli dovrebbero dire, ah, adesso ti aiuto.
Ma se noi dalla nostra parte non cerchiamo di farci valere, di far valere le nostre opinioni dicendo questo è quello che voglio, da ora in poi questo è quello che voglio, così che mi aiuti, senza pensare in modo negativo dicendo ah ma se io faccio questo c'è un conflitto che potrebbe creare questo, perché stiamo ritornando alla rimuginazione. Questa per te sembra psicologia, ma in realtà è una terapia mirata ai sintomi corporei. La puoi chiamare psicologia, la puoi chiamare consapevolezza e non è solo teoria. Così è come io vivo la mia vita, pensando a questo quando mi arrivano i sintomi. In questo caso per me sintomi di cervicalgia. Questo è possibile spezzare questo ciclo, però con questo primo step, capendo da dove arriva lo stress interno, consapevole che tu sei padrone di quell'intelligenza che ti sta semplicemente proteggendo con questi sintomi, dicendo c'è qualcosa che non va, dobbiamo cambiare il registro, finiscila di essere vittima di te stesso e riprendi il controllo del tuo corpo attraverso quindi esercizi, pratiche o semplicemente fregandotene delle cosa pensano gli altri, non sono abbastanza, buttandoti in cose che ti stimolano, che ti fanno sentire vivo o viva, un nuovo magari sport, un nuovo percorso sportivo o fisico che dia della challenge al tuo corpo dicendo io sono ok, io mi sento ok, anche se in realtà il mio corpo ti dice no. Questo è quello che volevo dirti oggi, c'è un collegamento, fammi sapere se ti ritrovi in queste caratteristiche e ti rilascio in basso in descrizione il link per l'autovalutazione dei sintomi persistenti, perché se questo è quello che ti può risuonare e l'autovalutazione è di un certo tipo nociplastica, quindi collegato a un livello di iperallerta del sistema nervoso, hai capito la radice. Lavorando quindi sulla radice puoi arrivare a un risultato che può essere il ritorno alle attività che avevi messo da parte, magari semplicemente arrivare a casa e non sentirti in dovere di fare della meditazione perché sei arrivata a finire le batterie e quindi dici cavolo non posso vivere tutta la vita così, non posso continuare in questo modo, non posso continuare con le terapie di massaggio, osteopatia, fisioterapia per tutta la vita. Quindi è arrivato il momento di prendere in mano la tua situazione, lavorare sulle radici, capire questa consapevolezza, iniziarti a parlare in modo diverso e magari mettere in pratica delle tecniche sulla rimuginazione o sui traumi. Questo ti fa cambiare totalmente il futuro e il presente della tua vita. Lasciami qualche commento se questo ha risuonato per la tua casistica, fammi sapere quale di queste ti ritrovi di più e ci vediamo al prossimo video.